Abbiamo quel piccolo focolaio che nasce a Fontane di Villorba, quel bambino positivo alla scuola materna che poi ovviamente, siccome i bambini tra loro giocavano, siamo costretti a isolare 60 bambini sostanzialmente. Tre classi ora a casa in attesa che i piccoli vengano sottoposti al tampone. È il nuovo fronte che si apre nella Marca Trevigiana a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico. Quella di Fontane di Villorba è la terza scuola dell'infanzia che si trova a dover fare i conti con il Covid dopo il caso nell'asilo di Cimadolmo e quello di una bambina di 5 anni trovata positiva. Questa mattina compagni e maestre della materna della Solano frequentata dalla bambina sono stati sottoposti a tampone. Quanto sta accadendo nelle scuole ha spinto il direttore generale Benazzi a scrivere alla dirigente scolastica provinciale per poter mettere in campo, laddove necessario, una squadra di pronto intervento che possa effettuare tamponi rapidi sui ragazzi venuti in contatto con un caso sospetto. La dottoressa Sardella mi è parso che dalla telefonata che ho avuto, d'accordo. Ho inviato questa lettera, adesso lei deve fare questo passaggio perché noi abbiamo bisogno dell'autorizzazione dei genitori. Altro fronte caldo quello aziendale, con un nuovo cluster in una ditta del Solighese. Un dipendente tornato dalle ferie in area a rischio dalla Spagna ha contagiato evidentemente altri colleghi e quindi anche lì abbiamo nucleato il gruppo che ha avuto contatti con questa persona e la cosa sembra sia limitata a questi. Domani invece saranno eseguiti nuovi tamponi nel reparto di medicina dell'ospedale di Castelfranco, dove nei giorni scorsi è stata riscontrata la positività in tre pazienti tempestivamente isolati e trasferiti a Vittorio Veneto. Abbiamo 6, anzi 7 operatori oggi messi in quarantena, operatori della medicina, e chiaramente faremo i tamponi perché tutti gli altri, tutto il gruppo anche di contatti, di medici che hanno avuto contatti con i pazienti, sono tutti negativi. Sabato facciamo di nuovo il tampone, quindi passati 5 giorni, speriamo che rimangano tutti negativi. Nel frattempo oggi si registravano lunghe code che arrivavano fino all'imbocco della tangenziale all'esterno delle malattie infettive del Cafoncello, con cittadini, nella gran parte minorenni, in attesa di sottoporsi al tampone in modalità drive-in. 80 minori qua e circa 65 minori a Castelfranco, perché i pediatri evidentemente contattati dai genitori, se questi manifestano sintomi, può essere un po' di rinite eccetera, decidono di fargli fare il tampone. Quindi abbiamo avuto veramente un'esplosione di minori inaspettata. Da martedì sarà attivo l'accesso drive-in nell'area dell'ex dogana. Dove faremo proprio una corsia privilegiata solo per i minori, di modo che gli adulti faranno il loro percorso e ci sarà un gruppo di nostri collaboratori che farà i tamponi solo ai minori